Io stamattina sono venuta qui, ho rincontrato tutti i miei amici, gli amici di mio marito e questo è un messaggio che io ho ricevuto da Vasco, che devo continuare su questa strada qui. Non devo fermarmi assolutamente perché è quello che vuole lui. Quello che vuole lui, il tempo è presente oggi a 2 giorni dalla tragica morte di Vasco Zain, l'atleta 48enne pordenonese precipitato al suolo durante una sessione di lanci di prova. Per la moglie Bruna De Paoli, giudice internazionale di paracadutismo, i compagni della squadra nazionale Free Team, gli amici, Vasco è e resterà idealmente sempre con loro e fra loro. Il 24esimo trofeo Città di Belluno, pur listato a lutto, è entrato nel vivo oggi e Bruna De Paoli è al suo posto a giudicare col massimo dell'impegno la competizione, rimasta orfana oltre che di un atleta anche di una delle anime dell'organizzazione della paracadutismo Belluno. Questo qui è un circuito mondiale che la prossima gara sarà a Thalgau in Austria e successivamente la finale sarà a Locarno, però ogni anno continuerà e ogni anno io farò tutte le gare del circuito. Dietro all'aspetto minuto e a un volto dolcissimo ma sofferente, Bruna De Paoli si mostra fortissima e decisa ad andare avanti. Mentre parliamo all'imbarco si prepara ai lanci il team di Vasco Zain e quando arriva l'ora degli atterraggi Bruna si presenta davanti alla pedana. Attorno il pubblico non rumoreggia più, c'è spazio solo per le lacrime che accompagnano lo straziante saluto della compagna di una vita. Cosa sia accaduto mercoledì sera è ancora presto per dirlo con chiarezza. Nel punto della caduta resta un fascio di rose rosse deposto dai compagni. L'indagine della procura è alle battute iniziali. Vasco Zain aveva al suo attivo oltre 6.000 lanci ed era istruttore, oltre che atleta plurimedagliato. Agli inquirenti la moglie ha fatto richieste precise. Vorrei avere i massimi livelli dei tecnici italiani a valutare il materiale di mio marito, in quanto lui era un istruttore, esaminatore senior riconosciuto dall'ENAC e pertanto ritengo che questa attività di sorveglianza e di controllo accurato deve essere fatta dai massimi livelli.